Il miracolo raccontato nella vita di Sant'Antonio del giumento che si inginocchia a preparare l'Eucaristia. Gli eretici birmini, il fatto sarebbe avvenuto in quella città, che negavano la presenza reale di Gesù nel pane eucaristico, lanciarono a Sant'Antonio una singolare sfida. Noi crederemo che il nostro strumento, lasciato di Giuda per 3 giorni e posto davanti a quello che tu affermi essere il corpo di Cristo e davanti a un cesto di grada, si affretterà ad adorare il tuo Dio trascurando il pieno. E fu proprio quello che accadde. Scrive Sant'Antonio: Cristo ha lasciato per noi tutti la sua presenza nel sacramento dell'Eucaristia, nell'amore fraterno, nel mistero della Chiesa. Nella Chiesa, come in una nuova Betlemme, che significa casa del pane, Gesù si alimenta del pane del suo corpo, un pane che dà forza per sostenere ogni fatica e che produce un doppio effetto in chi se ne ciba degnamente. Smorza il vigore della tentazione e accresce l'amorosa pietà, addolcisce le amarezze e alimenta la devozione. Dobbiamo fermamente credere che quello stesso corpo che nacque dalla Vergine, fu ucciso e risuscitò, è veramente quello che la Chiesa ogni giorno consacra nella Santa Messa e distribuisce ai fedeli. Iniziamo le nostre evocazioni dicendo Sant'Antonio, ottienici una fede vita. Sant'Antonio, ottienici una fede vita. Perché crediamo nella presenza viva di Gesù nell'Eucaristia. Sant'Antonio, ottienici una fede viva. Perché riscopriamo la domenica come giorno del Signore. Sant'Antonio, ottienici una fede viva, perché accogliamo nella nostra vita il dono dell'Eucaristia. Sant'Antonio, ottienici una fede viva, perché crediamo che il Signore Gesù è sempre in mezzo a noi. Sant'Antonio, ottienici una fede viva, perché tutta la nostra vita diventi un avvenimento di grazie. Sant'Antonio, ottienici una fede viva, perché viviamo sempre in comunione con Dio e con i fratelli. Sant'Antonio, ottienici una fede viva. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, conosco bem Paolo. come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. O Sant'Antonio, grande devoto dell'Eucaristia, ottieni a noi tutti una fede viva nel mistero del sacramento eucaristico.
Sant'Antonio amò la Chiesa, per questo ne ha difeso l'integrità, contro quanti, come gli eretici, aspettavano la sua unità, ma anche contro quegli uomini di Chiesa, prelati, vescovi o cardinali, che la nominavano con la loro troppo edificante condotta di vita. E nello stesso tempo, come San Francesco, è stato un tenace ricostruttore della Chiesa mediante la predicazione, il ministero sacramentale e la sua vita di penitenza. Scrive Sant'Antonio: chi vuole possedere Dio, trovare la via sicura dell'intimità con Lui, deve rimanere nella sua famiglia, la Chiesa, fare vita di famiglia, perché in essa i rapporti con il Padre Celeste e con i fratelli si compiono nella fede e nell'amore. Le sentinelle della Chiesa sono tutte cieche, prive della luce e della scienza. Comprano e vendono e rivendono la verità con menzogne e opprimono la giustizia con simonie. La famiglia dei fedeli separa dalla stabilità della fede e della santità della vita a causa dell'esempio di molti prelati malvagi.
Entra, entra. La predicazione di frate Antonio era un appello continuo alla conversione. Diceva: fratelli carissimi, supplichiamo Cristo il Signore che ci faccia risorgere dal peccato, ci mantenga sinceramente pentiti e ci restituisca all'amabile grazia per mezzo della confessione dei peccati. Il suo biografo racconta: egli induceva a confessare i peccati una moltitudine così grande di uomini e di donne da non essere bastanti a unirli né i frati né altri i sacerdoti che in grande schiera lo accompagnavano. Scrive Sant'Antonio: creandoci il Signore ha stampato nella nostra anima la sua divina immagine. Ebbene, peccando gravemente, quell'immagine e somiglianza con il Padre Celeste noi la perdiamo. Chi va contro Dio va contro se stesso. Chi rinnega Dio rinnega se stesso. Noi diciamo morte la separazione dell'anima dal corpo, ma la vera morte è la separazione dell'uomo da Dio, il peccato. La prima non è che l'ombra della seconda. Il peccato grave contiene una triplice malizia: offende Dio, dà la morte a chi lo compie, scandalizza il prossimo, e così viene violata in tre modi la giustizia.
il sacerdote canonico agostiniano Fernando, legato a Cristo e Gesù Celeste, conobbe per la prima volta il giovane ordine francescano che conosco ai tempi presenti non si sono più assistenti che poco dopo sarebbero nostri martiri nel Marocco. Nacque allora nel Fernando del desiderio di fosse proprio di loro. Il suo nome fu quello del demonio, al quale era dedicato